Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano. Motegi, 16° posto in griglia e disastro puro. Niente da fare, se vogliamo fare soldi non è questo il modo di fare le qualifiche. Ma Aragon e Motegi sono tra le due più sfavorevoli in assoluto, capito, eh? Sì, purtroppo questo doppio filotto negativo a fine, nella parte finale della stagione è proprio pesante. Vabbè. Purtroppo sono attaccate anche le due gare. Ecco, c'è Corsi e Cortese. Mamma mia, il cume, dai, vai Scroto, dobbiamo superare Scroto subito. Devo arrivare almeno tra i primi 5 per avere i soldini. Questo è l'obiettivo, non più la classifica, nel senso... Voglio arrivare a podio, però quello che mi interessa di più è fare money perché ho bisogno della moto potente, non c'è niente da fare. Incidente per Zaidi, per il porco, per un altro porco, ma basta, come? Guida bene, Cristo! Guida bene, cazzo, svegliati, Dio santo, mamma mia che fastidio però, ho capito che è una gara di merda, Motegi, però... Basta, cazzo, dai! Ecco. Una cagata, ha superato ma Scroto ne approfitta, sei il classico Scrotus. Mamma mia, oh. Che gara di merda. Siamo molto molto indietro. La cosa non mi piace per niente. Non capisco perché qua in Giappone una volta vincevo su MotoGP vecchio, adesso non riesco più a fare niente. Ma dai, ma basta! Sono un po' nervoso, sono sincero. Sono un pochino nervoso. Mamma mia, altro rischio. Stiamo rischiando per l'11° posto. Una cosa abbastanza imbarazzante. Giro record di Fogger. Giro record del Folghi. Ho bisogno di una gran moto, fio, non ce la faccio più. Non ce la faccio più con sta merda. Ma d'altronde non potevo cambiare moto, non posso sprecare soldi, devo andare in MotoGP. Voglio la classe regina. Voglio partire subito il primo anno bene, non con una moto di merda. No, 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 no. Ma la Cortese è sempre il solito maleducato, mamma mia. Vardio, lo schifo fatto a bambino. Dai, frena. Non ci siamo, non ci siamo. Scusate il silenzio ragazzi, ma sono concentrato per arrivare 11°. Veramente un disastro il Giappone. One disaster, two disaster, three disaster. No, caduta fuori, ma vai incurato male però. Pazzesco. Rischio un altro ritiro. Ci sono alternative, devo tirare al massimo. Mamma mia che male che stiamo andando. Mamma che male che stiamo andando. Eccola là, lo sapevo. Ma vai incurato male però, vaffanculo, ma dai. Ma dai, ma dai, ma dai. Spaccato fuori tutto. Doppio ritiro di merda. Vardio. Perdo fans, perdo tutto. 2 gare senza soldi, vabbè. È destino che sia così. È destino.
Mamma mia, rabbia pura. Non ne gira una, Beppe, non ne gira una. 16° posto in griglia. Siamo a 940.000 euro contro il 1.200.000 che serve per la Ducati. Per le top class. Io voglio andare in Ducati per fare pilota italiano e moto italiana, ma stiamo andando malissimo. Non gira più nulla, anche guarda, in partenza ho perso 2 posizioni, cioè veramente c'è tutto contro, tutto sta remando, super contro. E quando è così c'è poco da fare purtroppo. Attenzione, c'è Le Bon, c'è Simon Le Bon e a Veneziano uccide Le Bon, non mi interessa. Non mi interessa niente onestamente, Veneziano è aggressivissimo, non può fare altrimenti. Lola Pons colpisce un po' Veneziano. C'è una cagata. Veneziano deve rischiarla chiaramente, io non posso fare tanto il corretto, nel senso purtroppo in qualifica non mi gira più nulla. Incidente per qualcuno, incidente scandaloso per Folger e Veneziano qua un po' di fortuna ne approfitta, il Kuma ne approfitta e ha recuperato altre posizioni, siamo già noni, molto bene con tutti i vicini, bravo Kuma, bravo e fortunato, Folger si è distrutto da solo e io god. Adesso c'è Liuti. Dai Kuma, l'internazzo purissimo. Serve il purissimo. Adesso c'è la curva più difficile del tracciato. Ok, dai, nono posto, però sono tutti là. Posso recuperare altre 4-5 posizioni tranquillamente. Devo solo credici Kuma. Tutto fa brodo, anche 1.000 euro sono tanti in questo momento. Dai, sponsor, dammi i soldini, cazzo. Voglio i big money, voglio andare in MotoGP da protagonista subito. Perché a difficoltà reale non posso permettermi di andare con moto di merda. Vai Kuma, buttati a cannone, dai Kuma. Il Kuma sta rischiando veramente adesso. E il Kuma rischia ancora l'internazzo. Vai di internazzo puro, c'è Morbidelli. Siamo tutti là. Però non gira più la moto non gira più, ahimè. Buono, Veneziano, questa l'ho presa benissimo. Questa devo farla piano perché ho fatto tanti errori in qualifica. Ok, 7th place. Adesso c'è Diego Simeone e Liuti. E Veneziano supera abilmente Liuti. Adesso c'è Diego Pablo Simeone e il Ciolo. Superiamo il Ciolo. E anche il Ciolo è superato in maniera molto positiva, 5th place. Quinta posizione, il Kuma vuole continuare, che rimonta, finalmente una cazzo di rimonta. Qua Simeone ci prova, vaffanculo Diego. Pablo, il classico porco. Vaffanculo anche l'Atletico Madrid, quanto mi sta sul cazzo l'Atletico. Vai. E sbocciami. Dai, quinto posto, dai che arrivano soldini. Al minimo finiamo quinti, Grande giro comunque il veneziano, non è fastest lap, ma è un buon giro. No. No, che sbaglio che ho fatto. Ma vai in cuore, che affiga detto mare, scusate ragazzi. Ho perso 2 posizioni incredibili. Mamma mia che male che ho fatto, ma proprio la curva decisiva dell'ultimo giro, ma vai in culo. Scusate ragazzi, imprecazioni tipiche veneziane, ma mi fa girare i maroni. Guarda, adesso quelli là mi stanno davanti, ma è incredibile, no, è incredibile, sta stannata, sta finendo nella maniera peggiore possibile. Non arrivo neanche alla quota MotoGP di moto. Mamma mia. Il Kumei è veramente incazzato. Adesso ci prova l'internazzo per riprendersi il quinto posto minimo, perché merito minimo il quinto posto. Superato Diego Pablo, c'è Caglione. Caglione è un porco, lo sappiamo. Caglione è il classico pilota merda. Tutti i piloti davanti al comandone sono merda, lo sappiamo ragazzi. Bella gara però molto avvincente, mi ha fatto sudare le proverbiali 12 camicie. E come ci prova all'esterno, non ce la fa. Sixth place. Che rabbia però, vai.
Almeno arriva qualche soldino che fa morale. Il parco chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara. Allora, vediamo un po' la classifica. Siamo terzi, teniamo il terzo posto per un punto. Mamma mia, che sofferenza. Siamo in Malesia. Johan Zarco ha vinto il titolo Zircone. Mamma mia, che stagione, bravo, complimenti comunque. 971.000. Dai, come in Malesia devo vincere o quantomeno arrivare a podio.